Oggi la 10ª giornata regionale della memoria e dell'impegno delle vittime della mafia, un tema non solo attuale ma che bisogna sempre tenere alto, in particolare tra i tanti giovani che oggi sono convenuti qui insieme a tutte le scuole della provincia. Siamo con l'assessore regionale Cristiano Corazzari, un impegno che anche la regione porta avanti, soprattutto perché non si può mai smettere di parlare di mafia e delle vittime soprattutto che hanno sofferto di questo. Sì, non bisogna mai abbassare la guardia, bisogna trasmettere quella che è la cultura della legalità e del contrasto a tutte le forme di mafia. Il tessuto sociale veneto è un tessuto sano ma non è immune da infiltrazioni di questo tipo ed è per questo molto importante ed è uno degli obiettivi della Regione del Veneto trasmettere un messaggio ben chiaro e ben definito soprattutto nei confronti dei giovani e lo facciamo attraverso un progetto come questo che realizziamo con avviso pubblico insieme all'Istituto Scolastico Regionale. È anche l'occasione per premiare quegli operatori della sicurezza che si sono particolarmente distinti nella loro attività e anche con sprezzo del pericolo molte volte proprio in azioni di contrasto del crimine mafioso. Oggi la 10ª giornata regionale dell'impegno e della lotta, in particolare contro le mafie e le vittime delle mafie di tutti i tempi e soprattutto della storia recente. Oggi anche Rovigo quindi è protagonista di questa giornata importante. Sindaco Valeria Cittadina, anche tanti giovani oggi sono presenti perché viene presentato un progetto di legalità che è valevole per tutti ma deve dare anche un messaggio forte. Oggi siamo orgogliosi di ospitare proprio qui a Rovigo questa iniziativa della Regione Veneto e quindi che coinvolge, come diceva, moltissimi giovani. Ci sono 600 giovani delle scuole superiori del Veneto che oggi confluiscono qui grazie ad un progetto, quindi sono già stati preparati, hanno già lavorato in merito a questa triste tematica ed è una tematica che non è da ricordare, è una tematica sulla quale bisogna ancora lavorare molto, quindi grazie alla Regione che ha scelto Rovigo per questa bellissima e importantissima iniziativa. Siamo con Maria Luisa Pellizzari, prima donna vice capo vicario della Polizia, un curriculum di eccellenze soprattutto nella cattura di tanti mafiosi e latitanti, in particolare per tutti i giovani che sono presenti oggi qui al Censer. Qual è anche il messaggio che vuole portare perché le parole non rimangano solamente parole? Ma guardi, io trovo che sia importantissimo la memoria, è importantissima perché da una parte dà tributo e riconoscimento a delle persone che sono morte ingiustamente, spesso solo perché facevano bene il loro lavoro, dall'altra i giovani non c'erano in quel periodo in cui Cosa Nostra o comunque le mafie attaccavano quasi militarmente lo Stato e quindi è necessario che loro sappiano e che noi raccontiamo a loro quei momenti, quelle storie perché tutto può tornare, noi dobbiamo essere vigili e attenti perché quel periodo non deve tornare mai più.